Il ghetto di Padova, luogo di botteghe e di scuole talmudiche, dove grandi maestri rabbinici ebbero la loro scuola. Ricordiamo un nome per tutti, Yehuda Mintz Halevi, grande sapiente, rabbino di Padova per 47 anni, che morì ultracentenario e aveva la sua scuola proprio nel palazzo dell'Hotel Toscanelli. Nel Talmud si può leggere: basta che esista un solo giusto perché il mondo meriti di essere stato creato. Forse negli anni che hanno segnato per sempre il popolo ebraico questa frase sembrava non avere senso. Di uomini giusti se ne videro pochi. Qui per secoli hanno vissuto famiglie ebree. Oggi resta una pietra a ricordare chi è stato escluso, umiliato e cancellato. Guido Usigli, un uomo semplice, usciere poi cameriere dopo le leggi razziali, una vita normale spezzata. Guido Usigli, arrestato 2 volte e portato a Voio Ganeo. Da questo centro di raccolta passarono 71 internati, alcuni dei quali rilasciati. L'ultimo ingresso avvenne il 18 maggio 1944 e il 17 luglio 1944. Dal paesino Ganeo vennero prelevati i 47 ebrei allora presenti, 21 maschi e 26 femmine, trasferiti prima alla riserva di San Saba a Trieste e poi ad Auschwitz-Birkenau. Soltanto 3 di essi sopravvissero. Usigli era con loro, un viaggio di giorni, senza aria, senza cibo, senza sapere cosa sarebbe accaduto di loro. Ucciso appena arrivato. Ricordare non è solo guardare al passato, è scegliere da che parte stare. Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità non meritiamo di esistere.